E allora, siamo arrivati quasi alla fine di questa seconda edizione del Festival del Made in Italy. Come vi ho anticipato, è adesso il momento di un collegamento veramente eccezionale. Lui è simbolo dell'italianità nel mondo, ha vinto 3 premi Oscar per la miglior fotografia, è celebre in veramente ogni parte del mondo, ha lavorato con registi di fama internazionale. Lui è Vittorio Storaro. Buonasera, ci sente? Buonasera a tutti. Sì, permettetemi di presentare mia nipote Eleonora, che mi Buonasera aiuta a tutti. a conoscere non solo questo nuovo computer che pian piano sto cercando di usarlo, ma anche lei è un'eccellenza italiana nel suo campo. Qual è la sua definizione, Eleonora? Io mi occupo di moda e sono fashion designer specializzata in intimo e corsetteria ed ho un mio brand. Ora. Benissimo, grazie per essere con noi. Ci sente, vero? Sì, sì. Ottimo. Rimani qua, vedi. Maestro, lei tiene molto alla definizione del suo lavoro, che è autore della cinematografia. Ci spiega per lei cosa significa? Significa il fatto che il cinema si esprime in più immagini. Quando si dice qui erroneamente che ho preso l'Oscar in fotografia, fotografia vuol dire che è un'espressione di una singola immagine. Io sin dal 1980 ho fatto questo tipo di concetto con il ministro della cultura dell'epoca e gli dissi: voi adesso mi date questo di onorità perché ho ricevuto un Oscar, però normalmente nella legge sul cinema ci calcolate come dei meccanici, per cui dovrebbero far capire a tutti che noi siamo coautori dell'opera cinematografica, autori del nostro campo, che è la fotografia cinematografica, che si dice in cinematografia. Questo è il punto. Lei ha lavorato con molti registi, molti di questi sono anche delle vere e proprie icone nel mondo della cinematografia. Qual è stata la follia più grande che le è stata richiesta? Se ce n'è una. Nel bene e nel male c'è questa follia. Apocalypse Now, Francis Coppola un giorno mi disse: Vittorio, vorrei far capire che questi soldati americani in realtà amano molto fare il surf nell'oceano, per cui noi che siamo in gruppo degli elicotteri dovremmo stare in modo tale, dare delle immagini così forti e così vicini poi alle onde, di far capire il senso dell'amore del surf di questi giovani. E allora io chiamai il capo macchinista Alfredo Marchetti, mi feci mettere una tavola che usciva dalla porta dell'elicottero, in cui mi legarono con una cinta e lui mi prese la cintura dei miei pantaloni, per sicurezza mi teneva lui, io avevo il microfono per poter parlare con diciamo il pilota e sentivo Francis nell'auricolare. E allora quando vedevo l'elicottero davanti a noi che era troppo lontano, io cominciai a dire: vai avanti, vai più vicino, più grande, più forte, vai vino. E sentivo Francis dice: sì, ecco, meglio, ecco, adesso bellissima questa immagine, mantieni questa per tutto il progetto e adesso andiamo più bassi sulle onde per dare questa sensazione. E Francis dice: sì, bellissimo, meraviglioso. Quando abbiamo finito la sequenza, che devo dire onestamente era bellissima, e siamo scesi a terra e il pilota mi ha chiamato, mi ha fatto: Vittorio, ma tu non so se hai capito la follia che noi abbiamo fatto. Tu mi dicevi di andare avanti a toccare quasi l'elicottero che c'era davanti a noi, ma le 2 pale dell'elicottero praticamente si potevano toccare l'una con l'altra. Io tenevo la nostra leggermente più bassa di quell'altra per stare vicino. È stata una grande follia in realtà, però onestamente quando si è innamorati di quello che stiamo cercando di realizzare,
a volte possiamo fare qualcosa che non sarebbe giusto fare per poterlo realizzare. A volte scavalchiamo questa cosa qua. Però devo dire questo, Apocalypse Now è stato il film più lungo, più costoso, più difficile, più pericoloso, diciamo, però nello stesso tempo è stato anche il più, dico la parola, meraviglioso, perché ci ha fatto crescere. Cioè io parlavo con Francis a volte, dico Francis, noi non siamo più quelli di prima quando abbiamo cominciato, adesso noi abbiamo una conoscenza dell'umanità e della professionalità e della creatività che è molto più avanti di quello che abbiamo fatto. Certe volte per raggiungere questi punti forse andiamo a sfiorare dei pericoli, questo è vero, ma in questo caso per me il fatto di raggiungere la conoscenza maggiore per me è stato diciamo un valore. Maestro, Apocalypse Now è stato il primo Oscar che ha vinto. Sicuramente Apocalypse Now ha cambiato un po' anche il modo, no, di fare cinema. Mentre stavate girando, avevate la percezione di quello che stavate facendo, della svolta epocale che stavate portando? Francis certamente aveva una grande coscienza di quello che volevamo fare. Quando lui ha scelto me, dopo aver visto Il Conformista, e io ho portato con me tutta la truppa italiana, e Tinta Volaris che faceva la scenografia, ha portato tutti i suoi colleghi, noi siamo stati molto attaccati a Francis, credevamo veramente che stavamo facendo. Non si pensa mai che quello che facciamo ne avremo diciamo, un premio, no, questo no, ma pensiamo di realizzarlo nel modo migliore possibile. E devo dire, per me questo senso di essere cresciuto in conoscenza della vita per me è stato fondamentale, e credo per tutti noi che abbiamo fatto Apocalypse Now. Vorrei riavvolgere un po' il nastro della sua vita, maestro. Si ricorda qual è stato il primo lavoro che ha fatto? Quando ha messo il primo piede su un set? Sì, è stato Giovinezza Giovinezza di Franco Rossi, grandissimo, bravissimo regista italiano, che devo dire grazie al suo aiuto regista, che era un mio amico, che mi disse: Vittorio, perché Rossi sta cercando in questo concetto di questo film, essendo nel periodo del 1935 basato sul conflitto dei padri-figli, cercava un giovane diciamo autore della fotografia scenografica. Poi incontrare Franco Rossi, e io ho detto sì, d'accordo, però portai un cortometraggio che facevo all'epoca con un carissimo amico, Camillo Bazzoni, e questo è straordinario, avere la possibilità da giovani non solo fare teoria ma anche certe cose pratiche. Mostrai questo cortometraggio, mediometraggio, era a Franco Rossi, e Franco Rossi piacque quello che avevo fatto, mi fece fare il contratto e abbiamo cominciato un'esperienza straordinaria tra me e lui, al punto tale che io gli ultimi 2 giorni che stava finendo il film mi misi a piangere, e Nello, questo mio amico, mi disse: Vittorio, ma che succede? Dico: Nello, ma ti immagini che questa esperienza sta finendo? Dice: ma è normale, un film ha un inizio, una crescita e poi c'è una fine. Sì, dico, ma io potrò fare a 100 film, è come per me un primo amore, non saranno più belli, più grandi, più forti, eccetera, ma non saranno mai, diciamo, così emozionali come ho avuto io. E qui sbagliavo, perché devo dire, ho fatto 75 film più o meno. Ogni film è stato per me un timore iniziarlo, però in ogni film io l'ho affrontato con emozione che fosse il primo, perché questa immagine, per quanto tu ti prepari, per quanto tu studi, per quanto lo prepari eccetera, non sei mai certissimo della strada che farai durante la realizzazione. Maestro, Certamente noi lo sapevamo. Ci dice qual è il regista a cui è più legato, quello con cui, diciamo, ha tessuto un legame più forte, che tuttora quando ci pensa sorride? Ma ognuno ha una sua personalità, però c'era una sua domanda interessante prima, che come si può dire ai giovani
di quello Sì, che possono certo, fare questo guardi, nelle ci cose. arrivavo in relazione anche alla presenza di sua nipote, perché vedere sua nipote qua seduta a fianco a lei è sicuramente qualcosa che ci fa capire come si tramanda anche una storia, che è la sua storia, che si lega a doppio filo con quella del cinema internazionale, e dall'altro lato è sicuramente cosa consiglia a questa platea di giovanissimi che forse sognano un giorno anche di fare il lavoro che ha fatto lei. Ecco, io dico a tutti i giovani, innanzitutto cercate di capire quello che è il senso della vostra vita, qual è quella parte delle varie arti o tecnologie che può interessarvi e cercate di amarlo. Se tu ami una cosa e ci credi veramente, allora riesci, fai un passo avanti per andare avanti. Certamente, se io ho questa eccezionalità italiana nella cinematografia, Eleonora ha un'eccezionalità sua personale. Qual è, Lele? Abbiamo già detto corsetteria. Lei ha già parlato di questo e io credo che se si fa questo si sta veramente già passi avanti nel poter fare poi la professione, diciamo, internazionale. Lei ha sempre saputo di avere questa passione, maestro, o l'ha scoperta? Beh, no, è stato mio padre che era un proiezionista della Lux Film degli anni 50 che mi ha fatto iscrivere a una scuola di fotografia e poi ho fatto scuole di cinematografia, incluso il Centro Sperimentale di Cinematografia di Roma, che era, diciamo, la migliore scuola all'epoca in Europa. Poi però io ho capito che nel centro sperimentale mi ha educato in modo tecnologico e nel tempo ho capito che mi era mancata la conoscenza delle varie arti, perché quando ho visto il primo diciamo, quadro di Caravaggio e ho capito che in 9 anni di studi nessuno mai mi aveva parlato di un personaggio che mi metteva in scena la luce stessa sull'oscurità, io ho capito che ci mancava questo e con un grande amico dell'Aquila, Gabriele Lucci, abbiamo formato l'Accademia della Luce dove io ho insegnato per 10 anni cinematografia, inserendo non soltanto a un altro personaggio la tecnologia, ma facendo capire quelle che sono le arti che sono incluse nella settima arte del cinema. Lei ha lavorato anche in condizioni molto estreme, professore, ci ha raccontato il caso di Apocalypse Now, ma non solo, ha lavorato nella giungla, nel deserto, in condizioni anche, diciamo, in cui la luce, ecco, non è quella proprio di un classico set cinematografico. C'è stata una difficoltà dove magari ha detto ma non so se qua si riesce a fare e poi in realtà ci è riuscito? Devo dire la verità che quando ci si prepara bene ci si sente diciamo, in armonia di cominciare un progetto, ma quando non c'è un concetto iniziale è pericoloso. In questo caso voglio mettere in campo quello che è stato il rapporto con Marlon Brando. Io avevo fatto con Marlon Brando l'ultimo tango a Parigi e c'era la possibilità tutte le mattine che lui parlava con Bernardo Bertolucci, si mettevano d'accordo, poi veniva da me Bernardo, mi spiegava la scena e quindi giorno per giorno lui ha costruito il suo personaggio. È arrivato Apocalypse Now, noi eravamo 2/3 avanti del film e lui aveva un personaggio molto particolare, Kurtz, che diciamo, era difficilissimo poterlo far capire diciamo, agli spettatori quello che esattamente lui aveva, perché era visto come un pazzo, uno che andava contro diciamo, il governo americano. E allora per 3 giorni siamo stati fermi con Francis che parlava con Marlo ma non riusciva a farglielo capire. E allora io nel terzo giorno ho chiamato Martin Sheen e dico Martin aiutami, facciamo una prova, perché io ho parlato di questa cosa qui a Francis la prima volta che ci siamo parlati e conosciuti di come poteva essere visto il colonnello Katz e probabilmente in questo momento gli è sfuggito di dirlo, ma io voglio vedere, facciamo una prova. Ho chiamato l'editorialista, ho detto Marti, tu parti da qua, parti vicino, poi vai giù in fondo, ti accomodi, noi la macchina da presa viene vicino, vai in questa oscurità e in questa oscurità si vede soltanto un braccio. Quando il personaggio si alza entra in un piccolo spicchio di luce diciamo, sul suo viso e da quel momento lui può costruire come un puzzle, pezzo per pezzo, quello che poi sarà il concetto finale della vista completa del suo viso che dichiarerà l'orrore della guerra.
Francis, a quell'epoca non c'era il video che si poteva vedere cosa si faceva come oggi, Certo. ma tutto si vedeva soltanto tramite la macchina da presa. E quindi ho spiegato tutto questo a Francis, gli è piaciuto, chiamate Martin, Vittorio, col tuo migliore inglese, spiega a Marlo la cosa, ho spiegato tutto quanto a Marlo, Marlo ha fatto la prova, ha fatto il doppio, si è messo lui, ha provato ad alzarsi, eccetera, dice, Vittorio, ma come faccio io a capire, a fermarmi nel punto esatto dove c'è questo piccolo spicchio di luce, eccetera. Dico, Marlo, in questo posso aiutarti io. Te l'ho una luce molto più ampia, con una bandiera nera. Quando tu ti alzi e ti metti in punto, io pian piano la chiudo fino a quando tu sei nel tuo punto, io ti lascio soltanto questo spicchio di luce. Sono certo che tu lo senti con il punto di luce nel tuo occhio destro che illumina la cosa. Da quel momento sei libero, da quel momento puoi costruire il tuo personaggio mettendo pezzo per pezzo come puzzle, diciamo, il tuo viso, il tuo corpo che diventa un simbolo di tutto quello che tu vuoi dire nel finale. Un genio, non è un attore Marlon Brando, ha fatto tutto lui. Quando l'ho lasciato libero, è venuto lì, ha realizzato quella sequenza che è una delle sequenze simboliche di tutto il cinema di quell'epoca, e in cui inizialmente molta gente, critici non l'avevano capita. Nel tempo è risultata la sequenza più grande, più importante, più eccezionale del film Apocalypse Now come simbolo. Maestro, questo è un festival nel quale si celebra l'eccellenza italiana. Lei ci ha raccontato di un'epoca che ci fa sognare, Francis Ford Coppola, Marlon Brando. Quando lei arrivava negli Stati Uniti, come veniva accolto? Un italiano che arriva oltreoceano e che poi ha in mano la fotografia dei loro film. Cioè, il fatto di come poi Marlon Brando su quel grande schermo esce era anche merito suo. Beh, inizialmente Francis Coppola vide Il conformista che io ho fatto con Bernardo Bertolucci nel 1970, lo proiettarono al Festival di New York, si innamorò di quel film, si fece fare addirittura una copia in 16 mm, lo proiettava ai suoi colleghi che per fare il padrino, dice non è che dobbiamo copiare questa visione che c'è tra Bernardo Bertolucci e Vittorio Storaro in conformista, ma il senso di come loro mettono l'inquadratura e il tipo di luce che viene fatta. E lui da questo ha cominciato a pensare a me per fare Apocalypse Now. Quando mi ha chiamato, è venuto un suo collaboratore di produzione a Roma a presentarmi l'idea di fare Apocalypse Now, io ho detto ma scusate, ma che c'entro io nel fare Apocalypse Now? Io sto facendo dei film con Bernardo che vengono da dei libri di Moravia, sto facendo un film addirittura su Giordano Bruno, sulla filosofia, sono sfumature, che c'entro io con un film di guerra? E allora questo produttore dice chiamiamo Francis al telefono. Io ho detto tutto questo a Francis e lui mi ha detto no Vittorio, Apocalypse Now non è un film di guerra, Apocalypse Now è quello che io voglio dire, la verità. Quando una cultura, quando un paese si sovrappone a un'altra cultura, a un altro paese, fa un atto di violenza. Io questo lo voglio dire questa volta. Ecco perché non mi aiuta il governo americano, non ci lascia degli elicotteri, eccetera. Dobbiamo andare a cercarli in Australia, siamo andati nelle Filippine addirittura a fare tutto il film. Però io voglio raccontare questa verità che viene da questo concetto. E io capii adesso come poterlo fare. E allora immaginai di mettere la luce artificiale sulla luce naturale, i colori artificiali sui colori naturali, facendo diciamo un conflitto visivo piano piano, mi facevo mettere diciamo le bombe luminose degli effetti speciali che avevano anche dei fumoni colorati perché usavano il concetto di rosso agli elicotteri sopra, non atterrare, verde aspetta, giallo poi atterrare, cose del genere, come simbolo, usavano i colori come simbolo diciamo di cose, e ho messo tutto questo in mezzo a un tramonto di luce, di colore, a una risaia, cioè tutto questo concetto di artificiale sul naturale che creava questo tipo di disarmonia della guerra.
Maestro, prima di salutarla, guardando alla sua infinita carriera, qual è la cosa che la rende più orgogliosa? Ma devo dire questo, che io ho fatto film, come abbiamo detto, con Bernardo Bertolucci fondamentalmente, Francis Coppola, Warren Beatty, Carlo Saura e Woody Allen ultimamente. Il concetto che con Woody Allen ho avuto esatto, lui è un grande scrittore di parole. E io credo che riesco a capire il senso, come ho fatto in genere in tutti i film, che dico c'è queste parole, qual è il senso interno e cerco di trasferirle in una scrittura di luce. E questa è la cosa che Woody mi ha sempre detto: Vittorio, tu sei il primo che capisce ciò che io ho scritto. E lui prima aveva paura di usare i colori, usava sempre i film in bianco e nero, e quando gli hanno detto no, devi fare i film a colori, sennò sembrano film vecchi, lui ha fatto soltanto i film usando una tonalità ocre, dolce, 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 dolce e basta, e aveva detto allo scenografo e ai costumisti di tenersi su questo tipo di tonalità, aveva il timore del colore. Quando lui mi ha chiamato per il Caffè Society e gli ho preparato tutta una visione usando delle fotografie e delle pitture, mostrandogli il fatto che un certo tipo di pittura, un certo tipo di fotografie del 1935 nel Bronx a New York dava questa sensazione, mentre quando il protagonista andava a Los Angeles, nel mondo hollywoodiano, che era stato, diciamo, un po'. C'è stata una grande spinta avuta nel cinema americano a quell'epoca, che era la pittura espressionista tedesca, che ha influenzato la fotografia, il cinema, la musica, ha influenzato tutti e dava delle grandi potenzialità cromatiche. E allora Woody Allen ha detto: Vittorio, grazie. E questo è esattamente quello che io ho scritto. E questo è uno dei più grandi, diciamo, complimenti che ho avuto io, anche nell'ultimo film che abbiamo fatto poi in Francia, e lui ha accettato di farlo in francese, con degli attori francesi, con una storia francese, però con un concetto descritto lui originalmente in inglese. E mi ha detto da subito, quando gli ho presentato il concetto rispetto ai due personaggi che dovevano incontrarsi in un modo particolare per avere un'armonia, ha detto: grazie Vittorio, è esattamente quello che io ho scritto. E questo, devo dire, è uno dei più grandi complimenti, diciamo, creativi che ho ricevuto. Maestro, poi la saluto, glielo giuro veramente, ma ho una curiosità. Quando lei guarda il mondo, ha già quel colpo d'occhio per capire la luce, l'ombra, dove va a battere, come se davanti a lei ci fosse una macchina da presa? No, assolutamente no. Perché ogni città, ogni geografica di tutto il mondo ha una sua natura, diciamo, poi anche nelle stagioni o nelle ore del giorno, e queste sono quello che è la realtà. No, io ho bisogno ovviamente di avere uno scritto che mi dice questo, bisognerebbe capire il senso di questo scritto, quindi la sceneggiatura, e poter avere il senso di ci interessa questo concetto nella mia vita personale, perché noi siamo ciò che facciamo. Io ho rifiutato, non posso dirvi i titoli e non posso dirvi a quali registi certi film, perché secondo me erano troppo violenti o erano troppo volgari, e io non sono di quel tipo. Io cerco un pochino di creare più armonia che non conflitto, eccetera, per cui non l'ho voluto fare. Quando mi viene offerto un progetto, lo leggo e vedo se è parte del mio cammino normale di persona, diciamo, di un padre, di un marito, di un nonno oggigiorno, che è giusto che sia. Io sono quello che sto facendo in quel momento, e poi avrò l'idea figurativa da presentare al regista e farla approvare e quindi realizzarla. Se non ho queste due condizioni, io inizialmente, quando mi hanno chiesto di fare il film di Woody Allen, dissi: se non mi fa leggere la sceneggiatura non posso farlo. E la gente di Los Angeles mi disse: ma Vittorio, se ti chiama Woody Allen non gli chiedi la sceneggiatura. Io la chiedo e come? Devo capire se è parte della mia vita e se riuscirò a avere un'idea da presentare, se no altrimenti che cosa vado a fare? Punto. E così si crea un'opera d'arte. Grazie maestro, grazie a Vittorio Storaro, un abbraccio anche a sua nipote per essere stata
con noi questo pomeriggio, veramente è stato un onore e un piacere averla. Non so se lo sente, c'è l'applauso della platea, le va veramente tutto il nostro affetto. Grazie ancora, un grande abbraccio. Grazie a voi. Grazie a voi. Grazie. Grazie. E allora, così, con queste parole, con questa poesia, permettetemi di dire, perché questo è stato, siamo arrivati alla fine del Festival del Made in Italy 2025. Io ringrazio l'Eccellenza Italiana per aver nuovamente anche quest'anno organizzato tutto questo, un punto di incontro, di riflessione, spero di stimoli anche per tutti voi, soprattutto per i più giovani, per capire quale strada intraprendere nella vostra vita. Ringrazio anche tutti i ragazzi che lavorano qua dietro, non li vedete, ma sono tecnici, una regia incredibile, quindi grazie. Ci vediamo l'anno prossimo? Mi viene da dir di sì. Ciao a tutti, buona serata.